conosciamo un personaggio sportivo, sì, che di sport ne ha praticati, ne ha provati, ne continua a provare tanti, ma anche una persona che ha fatto dello sport il suo lavoro, il suo ambito di ricerca, il suo ambito di interesse. Sì, diciamo che io ho sempre fatto sport legati alla montagna, fino a quando ero piccolo. Ho iniziato con lo sci di fondo, è stato il mio primo sport anche a livello agonistico. Poi, dato che comunque in estate non si scia, ho iniziato con l'orienteering. Pian pianino mi sono anche avvicinato alla corsa in montagna, al trail running, allo skyrunning e quindi poi dai 18-19 anni è diventata un po' la mia attività prevalente. Seguendo lo sport in generale, anche poi il mio percorso di studi è andato di conseguenza. Nel momento in cui ho finito le superiori e c'era la decisione di andare avanti oppure no, ho detto o vado a fare scienze motorie oppure vado a lavorare, faccio altro. E poi da lì è partito un po' il percorso anche accademico di studi che poi si è legato anche a quello sportivo. Cioè, è cambiato il tuo approccio allo sport da quando anche ricerchi in questo ambito, studi in questo ambito? Anche il mio modo di viverlo, nel senso che se fino a qualche anno fa lo vivevo in modo magari più agonistico, stavo anche un po' più attento al tipo di allenamento che facevo e a diciamo, come mi gestivo in generale. Negli ultimi anni è diventato proprio una passione per qualsiasi sport di montagna. Ho iniziato ad andare in parapendio, sci alpinismo, adesso sto provando a fare anche telemark. Che rapporto hai con la fatica? Alcuni dicono, so, con la fatica, godi a far fatica si fa fatica e basta, non è che ci godi. C'è soddisfazione perché negli sport di fatica comunque quando arrivi a un risultato che non vuol dire vincere, vuol dire raggiungere un obiettivo che uno magari si è posto anche anni prima, la soddisfazione è veramente incredibile. Poi dato che dipende essenzialmente da te, quasi completamente da te, sai che il risultato lo hai raggiunto per come ti sei impegnato tu. Sei un friulano d'adozione, si può dire? Sì, sono gemonese d'adozione ormai, mi sa. Ok. Sì, sì, io da ormai 12 anni vivo in Friuli, per l'università prima, durante appunto i 2 anni di magistrale in scienza dello sport. Poi ho iniziato il dottorato e lì è stato quasi non so se è stata fortuna, un caso, insomma mi sono trovato nel posto giusto, al momento giusto perché il mio responsabile, che è il coordinatore dei corsi di laurea di scienze motorie, il professor Lazzer, mi aveva proposto di entrare in dottorato su un progetto legato alla corsa in montagna. E da lì poi è partito tutto, perché da un progetto poi ne sono nati altri non so quanti, 2 o 3 all'anno, e di conseguenza diciamo che ho avuto anche la fortuna di fare qui quello che legava la mia passione, che era la montagna, gli sport di montagna, alla parte scientifica che io fino al primo anno di magistrale non avevo mai preso in considerazione più di tanto come, diciamo, a livello lavorativo per il futuro. Invece, grazie appunto alla collaborazione con Scienze Motorie, è nato tutto poi anche il mio percorso lavorativo fino ad oggi, e che mi ha trattenuto tra Udine e Gemona, anche se ogni tanto qualche puntatina all'estero per progetti, per altre cose le ho fatte. E ti vanno bene anche queste montagne? Sì. Come le hai trovate? Mi vanno bene perché, io lo dico sempre a chi mi chiede come mi trovo a Gemona. A Gemona, parlo di Gemona perché abito a Gemona, però non è solo Gemona. Io esco di casa e ho 1400 metri di dislivello in 5 chilometri, quindi per me, sì, anche il giorno che ho poca voglia, se esco di casa comunque un giro per i sentieri riesco a farmelo. Se voglio correre in pianura ho la pianura, se voglio correre in collina ho la collina, se voglio andare a arrampicare a Gemona c'è la falesia, c'è il lago, c'è per volare, quindi è veramente molto strategico come posto. Per i profani, ma uno chiederebbe, ma trail running è solo un modo moderno di dire corsa in montagna o che cos'è? Ed è effettivamente in espansione? Allora, qui potremmo perdere un po' di tempo, ma non Ok. voglio annoiare. Sono due discipline diverse e forse anche per questo che il trail running ha visto negli ultimi anni un incremento a livello di partecipazione incredibile,
mentre la corsa in montagna di per sé è molto agonistica, c'è un livello medio più alto come atleti, però non ha visto questi grossi incrementi rispetto magari a 20, 30, 40 anni fa. Facevano anche 30 anni fa o 40 anni fa o 50 anni fa le gare che adesso chiamiamo trail running, ma non le chiamavano trail running. E quindi sicuramente nel mondo trail running è forse più di massa, tra virgolette, rispetto a quella che è la corsa in montagna vera e propria. Ti sei occupato di tante cose, se non sbaglio hai anche dedicato molto tempo ai famosi bastoncini, bastoncini sì, bastoncini Sì. no. Sul discorso dei bastoncini è stata forse un po' l'origine di tutto, perché nella mia tesi della triennale, quindi nel 2008-2009, avevo messo un capitolo, appunto si intitolava bastoncini sì, bastoncini no, dove cercavo di capire se servivano oppure no nel trail. Tanti li usano, c'è chi dice che servono, Sì. chi dice che non servono, però da un punto di vista scientifico non c'erano pubblicazioni, non c'erano dati legati alla disciplina. E quindi poi quando ho avuto l'occasione, soprattutto negli ultimi 4-5 anni, di poter testare anche con l'utilizzo dei bastoncini, abbiamo trovato delle risposte a queste domande, che ovviamente non è una risposta secca, però abbiamo capito molte cose che fino a qualche anno fa, da un punto di vista scientifico, non erano state dimostrate. E tra l'altro adesso stamattina ero proprio a fare dei test sul Monte San Simeone, lì sopra Bordano, per raccogliere dati sull'utilizzo dei bastoncini. Adesso sei coinvolto in un altro progetto che insomma vedrà la luce fra pochissimo e qui parliamo sempre di trail run ma scritto diversamente. Che cos'è? Sì, in realtà il progetto è nato già qualche anno fa, casualmente l'idea mi è venuta mentre ero a correre, mappare una rete di sentieri tra l'Alto Friuli e la regione di Ermagor, che erano le zone coperte dal progetto, e presentarli tramite un sito, tramite appunto delle informazioni, presentarli al pubblico che vuole andare a correre. Quindi uno arriva in zona, non conosci la zona, voglio andare a correre, guardo 10 km, 1000 metri di dislivello, mi scelgo il mio percorso, mi scarico la traccia GPS e vado. Questo progetto è nato un paio d'anni fa, è partito un paio d'anni fa, adesso siamo al punto, diciamo, di inaugurazione di questo parco trail, che verrà fatto a Gemona tra l'8 e il 10 di aprile. Facciamo 3 giorni perché saranno 3 giorni pieni di attività e di eventi. Dal venerdì che ci sarà l'inaugurazione e ci saranno dei convegni dedicati ai ragazzi di scienze motorie, al sabato e alla domenica che avremo un expo fatto tutto all'interno dell'università, che dovrebbe essere secondo me molto apprezzato. E la domenica ovviamente ci sarà anche una garetta, non è una cosa, ora nel trail si punta sempre alle cose più lunghe possibile, più difficili possibili, è una cosa, diciamo, quasi un entry level, nel senso che abbiamo una gara di 12 km con 800 metri di dislivello, che non ha grosse difficoltà, quindi per uno che ha un minimo di allenamento è fattibile. E poi abbiamo una gara dedicata alle famiglie di 3 km del centro storico di Gemona e nei dintorni, con un passaggio molto suggestivo dentro le gallerie del castello, che personalmente non sono ancora mai stato, quindi sono curioso anch'io di vederlo. E poi una serie di altri eventi, di incontri con la Nazionale Italiana di Trail Running, che sarà ospite del comune di Gemona durante quel weekend. I riferimenti per vedere il programma, iscrizioni eccetera, si può andare sul sito www.trailrun, scritto ran.eu, oppure sui social Facebook e Instagram, che adesso stiamo aggiornando quotidianamente, sempre sulle pagine Trail Run.